Euroregioni News. Aspiag Strenne per Azzurra. Sarà l'associazione Azzurra Burlo Garofalo di Trieste che cura l'assistenza alle famiglie con figli affetti da malattie rare a ricevere i fondi che si produrranno attraverso la vendita di 3.000 strenne natalizie a 19,90 euro ciascuna nei punti vendita di Despar, Interspar ed Eurospar. La concessionaria di questi tre marchi, l'Aspiag Service, ha lanciato questa iniziativa anche nelle altre 3 regioni italiane in cui è presente, dove saranno altrettante diverse associazioni a beneficiare della raccolta, che si fonda su 2 aspetti, come hanno ricordato il direttore generale marketing di Aspiag Fabio Donà e la responsabile marketing regionale Tiziana Pittuelli. La partecipazione dei clienti alla solidarietà, in particolare in Friuli Venezia Giulia, il primo aspetto è la sensibilità ed umanità della squadra vendita di Aspiag, sempre pronta a spendersi per coinvolgere la clientela in queste azioni di solidarietà. La nostra azienda è impegnata come attività commerciale, ma deve sentirsi anche una grossa responsabilità sociale nei confronti dei territori dove opera, e iniziative di questo tipo vanno proprio in quest'ottica qui. Ovviamente è un progetto che si sostiene sulla sensibilità dei clienti, perché questo, se non c'è la sensibilità, è chiaramente inutile fare queste cose. Io lo dico sempre, la nostra azienda alla fine può mettere tutta la capacità organizzativa che ha per impostare attività di questo tipo. Poi chi fa veramente la differenza, per fortuna, e li ringrazio, sono i nostri clienti. Devo dire che in particolare la regione Friuli Venezia Giulia è una regione che si contraddistingue in maniera molto positiva su questi aspetti. I nostri clienti del Friuli Venezia Giulia sono clienti molto sensibili e molto attenti alle attività di questo tipo, ed è una fra le regioni dove queste attività hanno maggior successo. Alla presentazione dell'iniziativa nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia a Udine, Lucia De Zen, responsabile del centro di riferimento regionale per la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche, già in precedenza coinvolta da Aspiag in un progetto pilota di telemedicina e teleassistenza per le unità infermieristiche pediatriche domiciliari chiamato A Casa Più Meglio, tratto dalla frase di un bambino che non c'è più, ha indicato questa volta l'associazione Azzurra Burlo Garofalo come destinataria dei fondi che verranno raccolti al fine di potenziare i moduli del respiro in un'ottica di complementarietà con il servizio domiciliare esistente presso il Burlo, ha aggiunto il commissario straordinario Francesca Tosolini. Questi moduli del respiro consentono, attraverso l'intervento domiciliare di personale infermieristico preparato all'assistenza di bambini affetti da malattie rare, di alleviare la inevitabile sofferenza delle relazioni familiari che la presenza di un malato genera. Regalare solidarietà, curando anche il nucleo familiare in un contesto di cronicità, è uno degli obiettivi delle cure palliative, ha detto Lucia De Zen. È fondamentale il gioco di squadra, non esiste un primo attore, esiste casomai un regista, che è il ruolo che posso avere io nella cura di questi bambini, ma gli attori sono tanti, provengono da diverse realtà, in particolar modo dall'associazionismo e dal volontariato. Mettersi insieme vuol dire garantire la qualità di cura sotto tutti gli aspetti, clinico, assistenziale, sociale, psicologico, che è l'obiettivo delle cure palliative. Quindi diciamo che non si parla in questo caso solamente di risultati o di impegno dal punto di vista strettamente scientifico, ma bisogna fare rete sotto diversi aspetti. Esatto, noi insieme con l'associazione abbiamo come obiettivo non la malattia specifica in sé, ma i bisogni di cura, e quindi noi intercettiamo i bisogni di cura di queste famiglie, di questi bambini in particolar modo, e diamo loro la risposta. In particolar modo questa iniziativa ha come obiettivo quella di sostenere gli infermieri che possono sostituirsi ai genitori per alcune ore della giornata, in modo che il genitore possa avere uno spazio di cura per sé, per la coppia, per gli altri figli. E sono bambini con malattie rare, croniche, inguaribili, molto complesse, e hanno bisogno di tanta cura e tanta assistenza. Il genitore dedica tutta la giornata alla cura di questi bambini. Ecco, è importante anche dare loro questi spazi di cura del sé, perché l'obiettivo non è solo il bambino, ma il benessere di tutta la famiglia. Siamo angeli con una ala soltanto e possiamo volare solo se rimaniamo abbracciati, si legge nel roll-up dell'associazione Azzurra, che ben sintetizza la sua mission. Azzurra porta il nome della figlia del presidente Alfredo Sidari, la cui missione nasce dalla generosità di questa bambina scomparsa per malattia rara. Azzurra teneva per mano i bambini mentre si sottoponevano ai prelievi di sangue.
Siamo angeli ma soltanto con un'ala sola e quindi solo se ci abbracciamo riusciamo a volare. Il significato profondo di quello che fa questa associazione. Sì, non è mia la frase di Crescenzo, però calza perfettamente, perché noi appunto siamo dei malati particolari. E io quando ho iniziato questa associazione, si può dire, nessuno la conosceva, non si sapeva nemmeno che cosa vuol dire malattie rare. Mi ricordo i primi Depilian che davo in Barcolana, alcune persone pensavano che fossero delle malattie contagiose che arrivassero dall'Africa. Oggi si può dire che veramente stiamo aiutando concretamente le famiglie. Quante famiglie? 50 famiglie. Queste famiglie salgono e crescono perché purtroppo abbiamo delle perdite annuali, però nascono anche dei casi annuali, diciamo 1 o 2 casi, più o meno siamo in questi numeri qua. Per l'associazione aiuto alle famiglie in particolare cosa significa? Ma è un aiuto, diciamo, che nasce dalla mia esperienza. Prima di tutto diamo come si può dire, un aiuto, un ascolto, questa è la parte più importante. Quando nasce un bambino con malattia rara ti cade il mondo addosso perché diciamo, non hai dove aggrapparti, non c'è, solitamente la realtà è tanta, uno ogni 10.000 casi, quindi non hai come rapportarti. Dovete pensare che io sono stato 10 anni per far uscire da casa alcune famiglie, quindi dopo 10 anni ho fatto un elenco di persone, di famiglie che nel loro interno sono bambini con malattia rara. Perché come lei anche ha detto, diciamo, in questi casi quello che salta prima di tutto sono le relazioni con la società. Senz'altro, prima di tutto si perdono gli amici, perché quando nasce un bambino ammalato c'è poco da ridere, quando arrivavano a casa mia gli amici c'era tanto da piangere, quindi uno ti fa una visita un giorno, 2, 3, ma poi ti abbandona perché non può venire a casa tua continuamente a piangere. Poi quando mancano i figli è una cosa innaturale, ci si perde, diciamo, in questo posto, la società forse non è preparata. Quello che sto dicendo ultimamente è che bisogna fare un po' di cultura per quanto riguarda la nostra società e per quanto riguarda le famiglie che hanno questi problemi. Ecco, questi fondi raccolti come verranno impiegati, come vengono impiegati dall'associazione? Intanto un grazie per queste famiglie che acquisteranno questo prodotto che verrà devoluto, diciamo, a questa associazione che si occupa di malattie rare. I fondi verranno devoluti come già facciamo con gli altri fondi che raccogliamo. Noi, come appunto dicevo, diamo un aiuto a domicilio e anche qua, in questo caso qua, riusciamo a coprire la città di Trieste e la città di Gorizia. Portare un infermiere da Trieste a Gorizia è molto dispendioso, quindi diciamo cercare di fare un gruppo di lavoro anche nella città di Udine in modo da poter soddisfare quelle poche famiglie che sono, diciamo, in questa regione. Ecco, come adesioni operative a questa associazione, al di là degli assistiti, gli assistiti sono 50 famiglie, no? Abbiamo detto, ma in quanti siete e quante persone, quanti professionisti riuscite a coinvolgere? Ma noi siamo partiti in pochi, a dire la verità, tra amici e parenti abbiamo fondato l'associazione, circa 17 persone, poi diciamo siamo cresciuti negli anni, siamo arrivati fino a 200 soci, poi nel 2015 c'è stato il centro servizi volontariato che ci ha fatto vedere, diciamo, che qualcosa non funzionava. In poche parole noi facevamo pagare, diciamo, ai nostri soci una quota associativa, però alla fine dell'anno a questi soci davamo un contributo economico, un rimborso spese si può dire. Questo il centro servizi volontariato di Trieste ha fatto capire che c'è un conflitto di interessi. Noi siamo nati come associazione di genitori, poi la legge ci ha imposto, diciamo, a cancellare i soci, oggi siamo una quarantina, perché queste persone che alla fine dell'anno ricevevano questo contributo economico c'era un conflitto di interessi e questa è la legge che ci penalizza. Noi non vogliamo andare contro la legge, però siamo scesi, diciamo, nel numero di associati. Euroregione News.